Nell'ottobre 2018 la tempesta Vai ha sfregiato alcuni simboli della memoria storica del Veneto, proprio nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ne è nata un'iniziativa delineata e condivisa tra Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri per valorizzare i territori colpiti da Vaia in memoria della Grande Guerra. Si tratta di 21 progetti del programma 1918-2018 dalla Grande Guerra alla tempesta Vaia, realizzati con lo scopo di riqualificare e rigenerare le aree colpite da Vaia e di creare intorno a questi luoghi molteplici occasioni di riflessione. L'iniziativa, volta a valorizzare i territori colpiti da Vaia in memoria della Grande Guerra, ed è finanziata nell'ambito per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. L'evento conclusivo del programma si svolgerà venerdì 11 novembre alle ore 9:30 a Palazzo Millepini ad Asiago. La tempesta Vaia nell'ottobre del 2018 non ha colpito solo i boschi con la perdita di decine di migliaia di alberi, ma ha sfregiato alcuni simboli della nostra memoria, proprio nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, ha spiegato l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. L'iniziativa, che ne è nata condivisa tra Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorda come a distanza di 100 anni esatti quegli stessi luoghi, scenario di guerra, siano stati nuovamente distrutti, questa volta dalla forza della natura. Da qui è necessario ripartire per il ripristino delle aree compromesse, lanciando un messaggio di speranza per il futuro, e questi progetti sono certamente un esempio positivo dal quale prendere esempio.